Di nuovo un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. C'è stato un grave incidente questa mattina a Cassacco con la fuoriuscita di strada da una Fiat Punto precipitata in un fosso che costeggia la Pontebana. 2 persone sono state estratte dall'auto che è planata sul letto del Rio Barbian. C'è stato l'intervento immediato dei vigili del fuoco di Gemona. Cadendo nel canale l'auto è andata anche a sbattere violentemente contro un albero all'interno dell'alveo e ad evitare peggiori conseguenze per l'automobilista e il passeggero è stato lo scoppio di entrambi gli airbag. Da chiarire la dinamica che ha causato l'incidente, forse dovuto a una mancata precedenza, avvenuto attorno alle 10 all'altezza dell'intersezione tra la Pontebana e via della stazione. Sono stati immediati, dicevamo, i soccorsi per aiutare i 2 rimasti incastrati nella vettura e sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati anche i carabinieri di Tricesimo e il servizio viabilità delle DR di Udine per la gestione del traffico. Il Club Rotary di Udine insieme alla Prefettura ha organizzato un'iniziativa rivolta alle scuole secondarie di secondo grado della provincia incentrata sulla sicurezza stradale. 4 ruote per la sicurezza, stili di vita, stili di guida. Ha trovato l'adesione della consulta studentesca della Fondazione Friuli, dell'Automobile Club di Udine, della Polizia Stradale, con una serie di lezioni nelle varie scuole superiori della provincia di Udine per la conoscenza delle norme, il rispetto delle regole e l'assunzione delle proprie responsabilità. E a maggio saranno organizzate una serie di lezioni pratiche in pista per avere maggiore contezza sulla procedura e sulle regole. Una pattuglia dei carabinieri del radiomobile della compagnia di Aurisina nel corso dei controlli del territorio e di Retrovalico ha rintracciato e arrestato un latitante. Si tratta di una cittadina rumena di 36 anni, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano per un furto aggravato commesso nel 2012 proprio nel capoluogo lombardo. La donna, madre di 8 figli, finora era riuscita a eludere il carcere facendosi trovare sempre in stato interessante. Dopo l'arresto è stata portata nel carcere di Venezia, dove dovrà scontare 4 mesi di reclusione. McDonald's cerca 53 nuovi candidati da inserire nei ristoranti del Friuli Venezia Giulia, in particolare 5 a Udine, 5 a Tavagnacco, 6 a Pordenone, 4 a Fiume, 9 a Monfalcone, 11 a Villesse e 8 a Gonars. Sono posizioni che rientrano nel piano di crescita nazionale che prevede quest'anno l'assunzione di 5.000 nuovi dipendenti in tutta Italia. Le musiche del pordenonese Teo Teatro e della Zero Orchestra accompagneranno il capolavoro del cinema muto Maciste all'Inferno, che sarà proiettato venerdì e sabato a Gemona e a San Vito al Tagliamento. Un capolavoro del cinema muto musicato da grandi nomi del territorio. Maciste all'Inferno, film del 1926 di Guido Brignone, liberamente ispirato all'Inferno della Divina Commedia, sarà presentato con accompagnamento musicale dal vivo venerdì 25 febbraio alle 21 al Cinema Sociale di Gemona e sabato 26 febbraio alle 20:45 all'Auditorium Zotti di San Vito al Tagliamento. La partitura, composta dal musicista di origine pordenonese Teo Teardo, fra i più innovativi e interessanti del panorama europeo, in stretta collaborazione con Zero Orchestra, sarà eseguita da quest'ultima, affiancata da un trio di ottoni dell'Accademia Musicale Naonis e dal violoncello di Cristina Nadal. Il film è presentato nella versione restaurata nel 2009 dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e dalla Fondazione Cineteca di Bologna. L'appuntamento al Cinema Sociale è organizzato dal Comune di Gemona in collaborazione con la Cineteca del Friuli, scelto lo scorso ottobre per la serata di preapertura della 40ª edizione delle Giornate del Cinema Muto. Maciste all'Inferno è uno dei film più spettacolari e originali tra quelli che hanno tratto ispirazione dalle opere dantesche e il migliore della fortunata serie di titoli con Bartolomeo Pagano nel ruolo di Maciste, un film straordinario anche per gli effetti speciali creati da un maestro come Segundo de Chaumont. Oltre alla regia di Guido Brignone, uno degli autori più prolifici del cinema italiano rimasto attivo fino a tutti gli anni 50, vale la pena citare la fotografia di Massimo Terzano e Ubaldo Arata e la presenza, fra i tanti diavoli, del triestino Sergio Amidei, futuro grande sceneggiatore, che debuttò giovanissimo nel cinema come comparsa proprio in Maciste all'Inferno.
È stato presentato in Regione a Udine il progetto di valorizzazione del Parco del Cormor che insiste sul territorio del comune di Campoformido, un'area che si sviluppa su 82 ettari, area ricca di biodiversità, fruibile e apprezzabile per valori naturalistici unici. C'è questa presentazione di una offerta di tipo naturalistica nella zona di Campoformido. Qual è? Sì, questa è un'attività che nasce da progetti sostenuti all'interno di quelli che sono i fondi della legge 42, legge regionale che tutela e sostiene il sistema delle aree protette. È un progetto che è iniziato già l'anno scorso e quest'anno va a presentare un dépliant informativo per tutta quella cittadinanza che vorrà interagire all'interno di questa area di alto pregio naturale e naturalistico, dove vengono date tutta una serie di informazioni sui percorsi che si possono realizzare e riesce anche a divulgare quella metodologia di turismo sostenibile che è proprio l'obiettivo stesso dell'area naturale. Chiaro che questo è una componente di un progetto ben più ampio, alcune componenti sono state realizzate già l'anno scorso, altre verranno realizzate quest'anno e anche le attività che l'amministrazione comunale sta portando avanti quale ente soggetto gestore, legate ad esempio al Comune Amico delle Api, vanno ad abbracciare un più ampio ventaglio di iniziative proprio nell'ottica della sostenibilità e di riuscire dall'altro canto a valorizzare le risorse e quelle eccellenze dal punto di vista naturalistico di cui la nostra regione è molto ben fornita, ma è opportuno che tutta la cittadinanza sia informata e possa goderne appieno. Ecco, Assessore, c'è il comune di Campoformido, ma nelle vicinanze c'è proprio il territorio di Udine, quindi un'area condivisa. È un'area condivisa, è un'area che sostanzialmente non ha un confine amministrativo, ma è un'area all'interno della quale le amministrazioni comunali e la regione stanno collaborando tutte quante assieme per avere un'organicità dello sviluppo dei progetti. C'è l'aggiornamento dei dati Covid in Regione per quanto riguarda le ultime 24 ore con 838 nuovi casi rilevati da oltre 12.100 tamponi eseguiti tra molecolari e test rapidi. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono ancora e sono attualmente 299 pazienti ospedalizzati in altri reparti, anche questo numero è in discesa. Si sono registrati decessi con Covid di 3 persone, una donna di 98 anni di Cordenons, una 96enne di Monfalcone e infine un 87enne di Terzo di Aquileia. Nel sistema sanitario regionale sono state rilevate 18 nuove positività, 9 ospiti e 13 operatori positivi nelle residenze per anziani della nostra regione. Un uomo appassionato e innamorato del Friuli, un galantuomo attento alle persone più in difficoltà e a lungo impegnato in politica. Così il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, in apertura della seduta di questa mattina, ha voluto ricordare Mario Coiro, scomparso di recente a 90 anni. A lui è stato dedicato un minuto di silenzio. Coiro è stato consigliere regionale per 3 mandati, dal 1984 al 1998, prima nelle file del Movimento Sociale Italiano e poi in Alleanza Nazionale. Nato in provincia di Messina, arrivò a Pordenone nel 1950 come ufficiale dei bersaglieri e da allora non ha più lasciato il Friuli, dove ha costruito una bella famiglia con la moglie Luisa, le figlie Antonella, Gisella ed Elena, i generi e i nipoti, così ha ricordato Zanin. All'inizio degli anni '80 prese la decisione di lasciare l'esercito per dedicarsi alla professione di avvocato penalista. Aveva ricevuto l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica nel 79 e nel 2006 di ufficiale dell'Ordine al Merito. Tornerà a breve a Udine il Luna Park di primavera, dopo dunque la fiera di Santa Caterina, giostre e bancarelle animeranno Zardin Grant dal 26 marzo e fino al 18 aprile prossimi. Il Luna Park di primavera si ripropone anche quest'anno. Sì, abbiamo definito oggi in giunta le nuove date del Luna Park di primavera, dal 26 marzo fino al 18 di aprile. È un appuntamento tradizionale che si svolgerà come sempre in piazza Primo Maggio e che siamo sicuri vedrà una partecipazione di tanti bambini, di tante famiglie, come è stato anche nel Luna Park di Santa Caterina. Naturalmente ci attendiamo che ci sia un'evoluzione positiva del quadro epidemiologico in modo tale da favorire questo come momento anche ludico ma anche di socializzazione molto importante. Ecco, quindi piazza Primo Maggio, però contenuto il numero delle attrazioni.
Sì, beh, è sempre stato che l'edizione primaverile, essendo molto più dedicata proprio ai bambini, a un numero molto più limitato di giostre presenti, e quest'anno poi in particolare perché siamo ancora in una fase delicata. Ecco, però è senz'altro una risposta molto importante in un momento in cui abbiamo bisogno di stare un po' all'aria aperta e soprattutto anche di divertirci, e i nostri bambini hanno bisogno di questi momenti. E lo sport in chiusura con la pesante sconfitta ieri per il Pordenone in casa contro il Monza, che si è affermato per 4-1. Non era la partita dove dovevamo fare punti, ha detto il presidente Lovisa, che è intervenuto a fine gara, ma non mi è piaciuto l'approccio. Il numero 1 neroverde e tutto l'ambiente ora guardano alla prossima decisiva sfida, quella di sabato a Vicenza. Probabilmente in questo momento la testa è bella carica a livello psicologico, i ragazzi sono un po' giù, abbiamo cercato di caricarli, però paradossalmente abbiamo fatto meglio dopo il secondo tempo, siamo andati sotto 2-0, è venuto un po' di reazione, però oggi credo che insomma, tecnicamente non ci sia stata partita, è normale che il Monza sia una squadra forte, però insomma perdere così dà fastidio, anche perché a livello psicologico magari può lasciare qualche segno. Mi dispiace molto per i ragazzi, però non si possa dire che soprattutto il secondo tempo hanno cercato in tutti i modi di recuperarla, poi c'è stato quell'episodio del terzo gol che onestamente non so, non ho capito cosa è successo, sembrava fosse fuori gioco, dopo probabilmente non c'è, e da lì secondo me la partita poi è finita, e nonostante che i ragazzi fino alla fine hanno cercato di non mollare, di non buttarsi giù e come dico sempre di onorare la maglia. Le partite sono sempre meno e quindi è sempre più difficile accorciare davanti, pesano molto, però dobbiamo essere bravi a tenere su i ragazzi, perché noi abbiamo anche una squadra giovane, quindi speriamo che moralmente non si abbattano, e fargli capire che noi da sabato dobbiamo provarci sicuramente, è uno scontro diretto e quindi dobbiamo provarci a andare a Vicenza a cercare di vincere la partita a tutti i costi, anche se sarà difficile, sarà una battaglia, ma dobbiamo avere lo spirito del secondo tempo, non certamente quello della prima mezz'ora, e questa è una cosa che non mi è piaciuta. Tra poco vi ricordo l'appuntamento con A Voi la Linea, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.